Simone Podda, commentiamo una sconfitta col Cuscagliari, interrompete una lunga striscia positiva di risultati, ma non interrompete le belle prestazioni che stavate facendo, vi siete confermati, ma non è bastato, è mancato il gol. Sì, diciamo che oggi è stata una partita complicata, secondo me anche combattuta fino alla fine. Loro hanno trovato il gol su una nostra disattenzione probabilmente e poi hanno difeso bene, perché comunque loro hanno una buonissima organizzazione, lavorano benissimo la fase di non possesso e noi non abbiamo trovato lo spunto giusto, soprattutto negli ultimi 15-20 metri. Però abbiamo dimostrato di essere una squadra organizzata che gioca secondo me anche abbastanza bene, perché anche oggi abbiamo fatto una buona prestazione. Ci è mancato il gol, sappiamo che ci sarà da lavorare per le prossime partite che saranno tutte difficilissime. Ecco, è mancato il gol, ma non si è citato che è mancato il vostro cannoniere, oggi sarebbe servito tanto Bottegaro. Sì, diciamo che per noi Botte è veramente importante, non solo per la questione realizzativa, ma anche perché fa giocare la squadra in un certo modo, ha delle caratteristiche che con gli altri non riusciamo a coprire, con tutto il rispetto anche di Iatta, Boiocchino, che sono entrati e hanno fatto la loro partita, però Botte per noi ha veramente un peso anche proprio a livello di gioco molto importante. È una mancanza per noi molto, diciamo che è difficile da sostituire. Certo. Ecco. È un peccato aver interrotto questa striscia, vi ha riportato su di gran carriera e vi stavate avvicinando ai playoff. Cosa succede adesso? Sì, allora no, per noi il campionato non cambia, nel senso che dovevamo fare un campionato, diciamo, tranquillo, abbiamo trovato una buona serie, quasi mi sembra di 10 partite. Sì. E adesso c'è da lavorare, è arrivata la sconfitta come è normale che potesse succedere contro una grande squadra, secondo me organizzata, e da martedì lavoriamo per la prossima, affronteremo adesso il Pirri che è comunque secondo me tra le migliori squadre del campionato per l'organizzazione. E niente, lavoreremo per migliorarci ogni settimana per cercare di fare sicuramente meglio di quello che abbiamo fatto oggi e per raggiungere al più presto la salvezza. Quello, se arriverà qualcosa di diverso e come arriverà poi lo vedremo col tempo, però ripeto, questa sconfitta non deve intaccare quello che è il nostro cammino. Anche perché si sta confermando un girone difficilissimo, si possono battere tutte, ma perdere anche con le ultime. Prova ne sia che il Gornos non molla mai e la Verde Isola proprio ieri ha vinto. Sì, con la Nuse. No, ma questo è veramente un campionato difficile, lo stiamo vedendo ogni domenica. Io penso che ci sia una squadra che è decisamente superiore alle altre, che è il Monastir, che però fondamentalmente potrà perdere perché può succedere, perché in un campionato comunque può succedere. Però per il resto è un campionato molto competitivo, secondo me, con squadre organizzate e tutti, come ha detto lei, possono vincere e perdere. Se la domenica non entri in campo con la determinazione, concentrazione e non lavori bene in settimana, puoi andare a perdere in ogni campo, perché è così, perché stiamo trovando squadre organizzate, con buoni giocatori e che hanno voglia comunque ogni domenica di combattere. Poi essendo un girone a 18 c'è ancora tante gare, c'è tanto spazio, Sì. come eravate molto giù 10 gare Assolutamente, fa. per quello che dico che il campionato non è finito oggi, ma perché dobbiamo guardarci sicuramente dietro, dobbiamo raggiungere la salvezza il prima possibile e come avete visto magari con 3-4 vittorie, perché la classifica è cortissima, con 3-4 vittorie uno può arrivare a 2 punti, 3 punti dal playoff, ma anche a 3-4 punti dal playout, quindi c'è da lavorare, ripeto, perché nessuno ci regalerà niente in nessun campo, anzi adesso le partite iniziano a contare anche di più perché ci avviciniamo, diciamo, al termine del campionato. Sono pesanti e non puoi permettere di sbagliare, sono pesanti perché le squadre, ripeto, hanno voglia di fare punti, hanno bisogno di punti per tutte e due, diciamo, le parti della classifica, quindi sarà difficile in ogni campo. Grazie mister, noi facciamo i complimenti perché abbiamo visto un bell'idolo, soprattutto la tempra, questa voglia di non mollare mai, fino alla fine avete cercato il risultato, non è arrivato, ma riprenderete sicuramente il cammino. Ok, grazie ancora, arrivederci.